pesanti per i dipendenti, il ristoro ai risparmiatori truffati dalle banche, tra le istanze che il neo sottosegretario all'economia Baretta porterà a Roma. È partita la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia con la candidatura del presidente della municipalità Giovanni Andrea Martini del Partito Democratico. Ancora da definire la data dei funerali di Matteo Sartori, il 33enne di Fossò, morto dopo una caduta in crociera. La procura ha disposto il sequestro della salma. Sulla costa veneta comuni e consorzi di promozione turistica si alleano per fronteggiare una concorrenza estera che rischia di mettere in difficoltà il comparto. 2 donne dell'Est, entrambe in stato di gravidanza, sono state fermate da 2 agenti di polizia in Borghese a Venezia, in campo Santa Maria Formosa. La municipalità di Campalto si schiera a favore delle famiglie prigioniere dei cantieri, situazione imbarazzante, è ora di finirla, così il presidente Marco Bellato. Tantissimi bambini tra gli oltre 100 volontari che oggi a Catene di Marghera hanno animato la giornata ecologica organizzata dall'associazione Catene 2000. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, dunque lo avete sentito, partiamo da quelle che sono le istanze del territorio che il neo sottosegretario all'economia, il veneziano Pierpaolo Baretta, porterà a Roma e al governo. Sgravi fiscali alle imprese con buste paga più sostenute per i lavoratori, il ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche, lo sblocco dei fondi per Venezia nella sua agenda. Il veneziano Pierpaolo Baretta, 70 anni, per la terza volta sottosegretario all'economia, ci anticipa in 5 punti quali le istanze del Veneto di cui si farà portavoce a Roma, a cominciare dalle tanto attese agevolazioni fiscali per le aziende. Quando avevamo finanziato il 4.0 gli imprenditori avevano apprezzato questo provvedimento perché consentiva un rinnovamento dei macchinari e soprattutto da noi dobbiamo anche far sì che il cuneo fiscale che vogliamo ridurre abbia un effetto positivo sui redditi dei lavoratori. E ancora il sostegno a Venezia, città metropolitana, con lo sblocco dei 260 milioni stanziati per finanziare le opere e la città appunto. Ho visto che nei giorni scorsi il sindaco Brugnaro ha chiesto che vengano sbloccati, evidentemente erano rimasti fermi e quindi il primo impegno è sbloccare le risorse disponibili. Terzo punto, il risarcimento ai risparmiatori truffati dalle banche venete. Poi il governo precedente, ultimo, e questo bisogna dargli atto, ha implementato le risorse, adesso si tratta di far sì che i risparmiatori comincino a ricevere quei soldi, superare se ci sono dei vincoli burocratici e accelerare le pratiche. Al quarto punto ancora Venezia con il Mose e le nomine per la nuova società di gestione. Ne parlerò il presto possibile con il ministro delle infrastrutture, con Paolo De Micheli. Bisogna dar vita anche a tutta la parte burocratica, sappiamo che è in sospeso le nomine del provveditore, secondo me bisogna superare la società, il commissariamento, ad andare già a una società di gestione. Infine una promessa, via le grandi navi dal bacino San Marco. Penso che ripartire dal comitatone sia la strada più rapida per superare l'impasse che da troppo tempo si è rivelata essere un ostacolo alle soluzioni positive. Restiamo con la politica perché di fatto con la sua candidatura è partita la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco. Parliamo di Giovanni Andrea Martini, presidente della municipalità di Venezia Murano e Burano, che ha presentato la sua candidatura a Mestre. La sua candidatura a sindaco l'aveva già annunciata mesi fa, contribuendo peraltro ad aprire in tal senso un primo dibattito all'interno di un centro-sinistra veneziano chiamato ad organizzare entro primavera un'offerta politica, amministrativa, forse anche culturale alternativa a quella di Luigi Brugnaro. Giovanni Andrea Martini, presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, è al momento l'unico, non solo a sinistra, ad essersi messo in gioco, presentando a Mestre una candidatura che parte dal confronto e dall'ascolto dei cittadini. Stiamo attraversando un periodo di scollamento tra quella che è l'amministrazione e la realtà del cittadino, la realtà della persona. Abbiamo insistito molto sul tema della persona perché le persone sono diverse
e diversi sono i bisogni e le necessità, e quindi il nostro sforzo è quello, sempre stato, di ascoltare e dopo l'ascolto arrivare a una decisione. Socialità e partecipazione, a quella che non a caso è detta la res publica, la cosa che appartiene a tutti, sono elementi presentati come di rottura rispetto alla politica condotta da Cafarsetti negli ultimi 5 anni, ma la partecipazione qui la si vorrebbe anche a monte. Lei sarà un candidato civico alle prossime elezioni comunali o nel caso il centrosinistra indisse le primarie è disposto a rimettersi in gioco? No, dall'inizio abbiamo detto che questa è la volontà di arrivare a primarie, e naturalmente le primarie sono le primarie larghe, le primarie del centrosinistra. Disposto a farsi da parte nel caso perdesse le primarie? Certo, sicuramente sì, le primarie si fanno proprio per mettersi in gioco, quindi... Se non si fanno però si candida? Sicuramente sì, certo. Rimasta aperta la questione primarie, il Comune di Venezia ha intanto un candidato alle amministrative di primavera pronto a dare battaglia all'insegna della difesa della qualità della vita dei cittadini. La qualità economica, la qualità sociale, la qualità culturale che ha visto disastri combinati in città, quindi sono tutti ambiti, la qualità della vita e quindi anche legati alla sicurezza. Non abbiamo certo bisogno di blitz teatrali per risolvere problemi gravissimi come il problema legato alla droga, che sappiamo essere drammatico, quindi occorre invece una rete di servizio. La cronaca: attorno alle 11 di questa mattina l'elicottero del SUEM di Pieve di Soligo è decollato in direzione del rifugio Flora Alpina, dove un escursionista che stava percorrendo in discesa la mulattiera con la moglie verso l'abitato di Falcade era caduto a terra riportando probabili traumi al bacino e al torace. Il 68enne di Salzano è stato raggiunto dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso sbarcati nelle vicinanze con un verricello di 20 metri. Prestategli le prime cure, l'infortunato è stato imbarellato, issato a bordo col verricello e trasportato all'ospedale di Feltre. E ora veniamo al caso del 33enne di Fossò, Matteo Sartori, rimasto gravemente ferito in crociera mentre era dunque in vacanza e morto dopo un'agonia di una settimana. Slitta ancora la data dei funerali perché la procura ha disposto il sequestro della salma. È stata posta sotto sequestro dalla procura la salma di Matteo Sartori, il 33enne di Fossò, mancato mercoledì sera all'ospedale di Padova dopo 6 giorni di agonia per il trauma cranico riportato dopo essere caduto in seguito a uno svenimento da una rampa di scale della nave crociera mentre era in navigazione al largo dell'Albania con la fidanzata Sonia Marcato, assessore alla cultura Correzzola. Il corpo del 33enne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare se effettuare l'autopsia e disporre ulteriori accertamenti. Slittano dunque a data da destinarsi i funerali, che verranno comunque celebrati in Duomo a Pieve di Sacco, sua città natale. Sulla costa veneta comuni e consorzi di promozione turistica si alleano per fronteggiare una concorrenza estera che rischia di mettere in difficoltà il comparto. Che l'unione faccia la forza è un vecchio detto, probabilmente addirittura superato dalle sfide di un mondo sempre più globalizzato in quasi tutti i settori. L'unione fa la differenza oramai necessaria per poter stare in un mercato di cui è difficile mantenere il passo, persino in un campo tradizionalmente in salute come il turismo sulla costa veneziana, che inizia a conoscere qualche cedimento di fronte ad una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. È per questo che sindaci e consorzi di promozione turistica rafforzano un'alleanza strategica sempre più necessaria. Possiamo fare tanto se siamo insieme. Faccio solo un esempio: oggi sul panorama turistico internazionale ci si pone solo se hai una grande capacità di analisi, di fare sintesi, di promuoverti. Se ad esempio vediamo il mercato cinese o russo, è ancora possibile promuoverci come singola località con le dimensioni che hanno loro? Pensiamo proprio di no. I report che abbiamo rispetto a questo ci stanno dando ragione. A Cavallino Treporti si è discusso di divisione dei compiti rispetto alla promozione istituzionale e commerciale, ai problemi che devono affrontare le cosiddette città fisarmonica, con una popolazione che varia vertiginosamente a seconda della stagione. E noi stiamo pensando a delle strategie che puntano appunto sull'allungamento della stagione, puntano sulla valorizzazione delle bellezze naturali, storico-testimoniali, artistiche, ma stiamo anche pensando
pensando che l'inverno ci serve per la formazione. Noi ormai da 5 anni abbiamo promosso il patentino d'ospitalità, una formazione in loco pensata per la nostra popolazione residente ma anche per i lavoratori perché possano formarsi. La prossima settimana la Costa Veneta sarà presente al G20, il summit delle località balneari italiane, un'occasione per affrontare tra l'altro le questioni irrisolte della Bolkestein e dell'erosione costiera, oltre a quello della promozione a livello nazionale. Ha tentato la fuga spintonando il personale addetto alla vigilanza del supermercato di Corso del Popolo a Mestre, dal quale aveva appena rubato merce per un valore complessivo di 81 euro. In manette è finito un 27enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato in flagranza per rapina dalla polizia e già condannato nel processo per direttissima 1 anno e 1 mese di reclusione più 260 euro di multa. I lavori in corso con i cantieri lungo la variante di Campalto, dopo la denuncia di una famiglia qualcosa è stato fatto, ma ora anche la municipalità si schiera a favore dei residenti di via Orlanda. Il servizio. Il 4 settembre scorso la famiglia Carrer di Campalto, madre, padre e figlio adulto, residenti in via Orlanda, ai nostri microfoni denunciavano come, a causa dei lavori in corso, si fossero trovati l'accesso alla statale chiuso e per questi imprigionati in casa e addirittura quasi impossibilitati a gettare l'immondizia. Perché noi per portare la spazzatura in strada dobbiamo fare quasi 1 chilometro di strada in bicicletta o a piedi. Mio marito non ha la patente. Cosa facciamo? Situazione leggermente in miglioramento dopo la denuncia ai nostri microfoni. E attraverso la Veritas è stato possibile installare, come promesso, un raccoglitore di rifiuti secchi. Non è stato possibile però installare, nonostante l'altro giorno si fossero recati in loco per installarli, né la campana per il vetro né la campana per la carta. Ma resta ancora molto da fare. Siccome il camion che porta via il vetro e che porta via la carta è più grande rispetto a quello che porta via i rifiuti secchi, non è stato possibile installare né il raccoglitore di carta né il raccoglitore di VPL, proprio perché l'impresa che sta eseguendo i lavori non ha fatto quello che doveva fare, cioè l'area, perché ci fosse possibile la manovra del camion. Insomma, né l'impresa appaltante né quella appaltatrice, nonostante fosse stato richiesto esplicitamente, si sono preoccupate di prevedere uno spazio di manovra per i camion più grandi, ma non basta. Mancano anche le isole ecologiche in via Casilina, entrata e via delle Felci. Il risultato? Molte le famiglie che restano ancora prigioniere dei cantieri e già si pensa a quali azioni intraprendere. Ci troviamo in una situazione veramente imbarazzante. Io credo che sono 3 anni che vanno avanti così, ma è ora di finirla, perché altrimenti la gente è esasperata. Vi ricordo i nostri numeri, i nostri contatti per segnalarci eventuali disagi, disservizi, casi come questo, nello spazio, lo dico, ad Antenna, lo spazio appunto dedicato a voi e alle vostre segnalazioni. Noi interverremo e dunque sms e WhatsApp al 351 1755 340, email a redazione @antenna3.it e telefono e segreteria 0422 02 30 898. 2 donne dell'Est, ancora cronaca, entrambe in stato di gravidanza, sono state fermate da 2 agenti di polizia in Borghese mentre, fingendosi turiste con tanto di cartina geografica al seguito, aprivano la zip della borsetta di una turista americana. È successo a Venezia, nella zona di Campo Santa Maria Formosa, entrambe con precedenti per reati predatori, e una destinataria di foglio di via sono state denunciate per tentato furto aggravato. Ora ci fermiamo per qualche istante, naturalmente rimanete con noi, torneremo tra poco con le notizie da Venezia e dalla terraferma. Ben ritrovati di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo da Caorle, dove è stato inaugurato il nuovo centro di trasformazione di prodotti ittici. Sentiamo.
È stato inaugurato a Caorle il nuovo centro di trasformazione prodotti ittici dell'Organizzazione di Produttori Bivalvi a Veneto. In 20 anni il gruppo, composto da una flotta di un centinaio di pescherecci per la raccolta delle vongole e dei frutti di mare, ha saputo trasformare l'attività di pesca in un evoluto sistema di raccolta gestita, garantendo 4 milioni di chilogrammi all'anno, una quota superiore al 25% del fabbisogno nazionale di vongole di mare. La differenza in sostanza dalle altre realtà è proprio questa: i nostri pescatori, ormai diventati imprenditori, sono in grado di proporre il pescato giornaliero direttamente dalle mani del pescatore alla massaia che se la trova nella confezione già surgelata e pronta all'uso. Per questi pescatori il mare è una risorsa unica. Da anni queste realtà consorziate tutelano l'Alto Adriatico per preservarne l'ambiente naturale. Si pesca esclusivamente in mare aperto, nell'area che si estende dal faro di Goro alla foce del Tagliamento. È da sempre che lì, sui terreni sabbiosi, vongole, fasolari e canolicchi trovano il loro habitat naturale. I pescatori lo rispettano e contribuiscono al suo mantenimento, adottando un sistema di pesca selettiva a rotazione. Nel nuovo centro, fatto con un impegno finanziario dei 300 pescatori associati e a un contributo pubblico di 640.000 euro della Regione, è stato inserito un nuovo processo produttivo che a sole 2 ore dalla pesca garantisce che il prodotto viene lavorato e surgelato, posto in vaschette e pronto all'uso con tutte le caratteristiche del fresco. OP Bivalvi a Veneto, in sinergia con il Consorzio Gestione Vongole di Venezia e il Consorzio Gestione Vongole di Chioggia, ha ricevuto nel 2018 la certificazione MSC. Questa è una certificazione molto importante che ci ha aiutato a esportare a Dubai, siamo già presenti a Dubai, adesso le abbiamo spedite anche a Melbourne in Australia e prossimamente in Indonesia. Un riconoscimento a tutte quelle attività che rinunciano ad apparecchi da gioco con vincita in denaro. È la nuova iniziativa del Comune di Venezia a contrasto del gioco d'azzardo. La dipendenza da gioco d'azzardo, la cosiddetta ludopatia, rappresenta un'emergenza di cui i comuni si stanno facendo carico con crescente sensibilità, non solo attraverso regolamenti più stringenti per le attività economiche che ospitano macchine per il gioco con vincite in denaro, ma anche offrendo riconoscimenti a chi quegli apparecchi non li ha mai messi o li ha rimossi. Il comune va a ringraziarli personalmente consegnando loro una targa di ringraziamento che loro potranno esporre nei loro locali. È un gesto simbolico, non ha evidenti ricadute concrete subito, però credo che sia il giusto riconoscimento di un impegno etico e di una responsabilità sociale che queste attività economiche hanno. Le prime targhe di ringraziamento sono già state consegnate dall'assessore al sociale Simone Venturini e dalla presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano. All'iniziativa possono aderire compilando un modulo online sul sito del Comune, bar, osterie, ristoranti, pizzerie, tabaccherie e tutte le altre attività che, pur avendone la possibilità, hanno deciso di rinunciare agli apparecchi per il gioco. È pensabile che un domani il Comune metta in atto anche altri provvedimenti, come per esempio uno sgravio dei tributi a chi, come è successo in altri comuni, rinuncia alle slot machine? Come Comune stiamo lavorando su 1000 fronti per incentivare le persone a non ricorrere alle slot machine. Un lavoro sull'utente, quindi sul cliente che può essere invogliato, ma anche un lavoro sugli esercizi commerciali. Questo è un primo passo, non escludiamo di rafforzare questa nostra iniziativa con altre analoghe. E ora andiamo a vedere i tantissimi anche bambini che tra gli oltre 100 volontari a Catene di Marghera hanno animato la giornata ecologica organizzata dall'associazione Catene 2000. Tra i rifiuti abbandonati hanno primeggiato purtroppo i mozziconi di sigaretta raccolti a centinaia. Vediamo. Catene, Marghera, eccoli tutti muniti di pettorina verde e guanti per immortalare la giornata trascorsa con mamma, papà, insegnanti e volontari e dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Dal parco fino alla città un esercito di oltre 100 persone divisi in 3 gruppi di lavoro ha animato la giornata ecologica che con gli immancabili mozziconi di sigaretta raccolti a centinaia ha visto i grandi sacchi neri riempirsi di quantità industriali di bottiglie e bottigliette di plastica e ancora giornali, lattine, buste e sacchetti di patatine e merendine abbandonati nel verde dell'erba. Trovato anche un paraurti abbandonato tra i materiali ingombranti.
ai laboratori sul riciclo e sulla sostenibilità tenuti per i tantissimi bimbi presenti dai formatori di Veritas per incentivare il riuso, regalati a fine raccolta con le borsette riutilizzabili anche per i fumatori la scatolina porta mozziconi. Allestimento ecologico anche per il buffet, con bicchieri e piattini biodegradabili e acque del sindaco, offerta naturalmente in caraffe di vetro. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo augurandovi naturalmente una buona serata e una buona domenica. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Un robusto campo di alta pressione continua a rinforzarsi sull'Italia. Sono le condizioni per trascorrere una domenica di metà settembre dai connotati estivi, con stabilità atmosferica e sole prevalente. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo velato. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Clima mite ma gradevole, con temperature minime tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 26 e i 29 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia di molto la situazione, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Situazione identica sul Trentino Alto Adige, non sono attese piogge, la domenica trascorrerà come vediamo all'insegna del sole. Temperature minime sui 17 gradi, massime tra 27 e 28 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.